Abbiamo dei dati che sono abbastanza preoccupanti. 4 vittime su 10 sono decedute a causa del Covid, 13 infortuni mortali sul lavoro per un totale di 34 sono dovuti al contagio da Covid in corsia, in ufficio o in azienda. Diminuzione degli infortuni in itinere, meno 63,2%. Sì, purtroppo diciamo, questa pandemia ha cambiato un po' quella che è la nostra visione di questo fenomeno terribile che sono gli infortuni sul luogo di lavoro, in quanto si è introdotto questo ulteriore elemento legato al contagio e alle morti, poi in alcuni casi conseguenti al contagio appunto durante l'attività lavorativa, e questo naturalmente è particolarmente vero nell'ambito sanitario ospedaliero, dove più facilmente è ipotizzabile appunto che il contagio sia avvenuto in ambito lavorativo. Vorrei infatti precisare che questi dati che noi stiamo leggendo, che sono dati ufficiali dell'INAIL, considerano l'infortunio da Covid nei casi in cui in qualche modo diciamo, è abbastanza probabile il contagio appunto in ambito lavorativo, perché immagino tutti possiamo capire che non è assolutamente facile determinare quando qualcuno viene contagiato da questo virus. L'INAIL in sostanza ritiene infortunio sul lavoro e quindi che in qualche modo il contagio sia collegabile all'attività lavorativa quando il lavoratore è impiegato appunto in settori a più alto rischio di contagio e quindi soprattutto l'ambito sanitario. In tutti gli altri contesti, in sostanza, il contagio deve essere dimostrato in qualche modo collegato all'ambito lavorativo. Quindi nell'esempio che lei faceva, se ipotizziamo che siamo in un ufficio e c'è una persona contagiata, questa non viene considerata infortunio e quindi non è all'interno dei numeri di cui noi stiamo parlando ora, a meno che successivamente si riesca in qualche modo a dimostrare che il contagio è avvenuto effettivamente in ambito lavorativo. Il lavoratore dice vabbè, per me non cambia nulla, oppure sì, e per il datore di lavoro che cosa cambia? Consideriamo che l'infortunio non determina automaticamente, questo vale in generale e naturalmente anche nel caso del Covid, non determina automaticamente una responsabilità da parte dei soggetti che devono garantire la salute e sicurezza nel luogo di lavoro. Pertanto, laddove ci sia un infortunio causato a fronte di una carenza di misure di sicurezza, ecco che allora si può andare a indagare e a riconoscere una responsabilità da parte del datore di lavoro o di altri soggetti che in qualche modo dovevano evitare che quell'infortunio avvenisse. Ma qualora invece le misure di sicurezza fossero state tutte adottate ed ecco che accade questo tipo di contagio, verosimilmente non è addebitabile a una carenza di misure di sicurezza applicate in azienda, ma evidentemente ad altri fattori che esulano quindi da una ricerca di responsabilità, in capo all'azienda, in capo al datore di lavoro. L'infortunio viene comunque riconosciuto e qualora non fosse un infortunio probabilmente finirà in malattia. Chiaramente non si aprirà in questo caso nessun procedimento penale, per cui non ci sarà la possibilità di avere alcun risarcimento in quanto nessuno di fatto ha sbagliato. Cosa naturalmente diversa qualora invece si dimostri che in azienda vi erano effettivamente delle carenze.